Come essere sicuri che i funghi raccolti nel bosco siano commestibili? Il servizio dell'Ispettorato Micologico di Chiavari dell'ASL 4 permette, attraverso esami in laboratorio, di conoscere la specie di ogni fungo raccolto, accertandone l'edibilità o la velenosità. Gli esami, obbligatori per chi commercializza funghi freschi, sono richiedibili anche da privati che vogliano essere certi di ciò che ingeriscono. Il consiglio di massima da parte degli esperti è quello di essere il più prudenti possibile, poiché anche in Liguria sono presenti molte specie pericolose. Diciamo che i più comuni sono sicuramente tra i velenosi mortali la manite bianca o la manita falloide, che in questo caso sono velenosi mortali, il Boletus satanas, alcuni funghi della famiglia sostanzialmente dei Cortinarius e poi altri che sostanzialmente possono essere confusi con i funghi di pino, però sono i cosiddetti lactarius. Tutti quei famosi funghi di pino, sanguinin, eccetera, per parlare in genovese, sostanzialmente si riconoscono perché al taglio esce sostanzialmente un lattice che, se è bianco, fa parte dei tossici e quindi è meglio, cioè creano poi dissenteria, crampi allo stomaco. I commestibili dei lattarius hanno sempre un lattice colorato, normalmente dall'arancio a rosso. Quello che lei tiene in mano che fungo è? Quello che tengo in mano è quello che normalmente viene chiamato porcino, un boleto edulis, è notoriamente commestibile, ha alcuni fratelli, io li chiamo così, che sostanzialmente possono trarre in errore, solo uno di questa famiglia dei boletis è tossico, che è il Satanas, si riconosce facilmente perché la cappella è grigia, ma comunque sostanzialmente quello che c'è solo un modo per riconoscerlo e fa parte anche di una domande che facciamo all'esame. Al taglio la carne del porcino, del boleto edulis, rimane bianca ed è immutabile.